Umberto Uliani, ho scelto la categoria del pasto per il manager, in quanto propongo un lavarello cotto al vapore con erbette aromatiche e lo accompagno a un timballo con patate, del bruscandolo fresco, olio, sale e pepe e un crostino con un patè di lavarello. Lavarello è un pesce di lago, giusto? Okay. Come prodotto scelto per la provincia di Verona avevamo il pesce di lago, per cui la specificità del lago come prodotto, il riso, prodotto del loro territorio, e le erbe di campo tipiche di questo periodo dell'anno. Categoria piatto, accoglienza. Foradori Mariangela, agriturismo La Ca in Val d'Adige. Ci presenti come piatto? Faccio un risotto alle erbe di campo, non metto il tarasacco perché ho paura che sia troppo amaro, lo metto come letto, che se qualcuno ha voglia di mangiare un po' di amaro se lo mangia, altrimenti lo lascia nel piatto. Con abbinato una sarda fritta con farina di riso e un po' di farina di mais. Perfetto. Accoglienza, vero? Sì. Allora, la categoria ho scelto quella del manager perché preparo un piatto che è un abbinamento di primo e secondo piatto, per cui nella velocità c'è bisogno di un piatto unico. Sono Cinzia comunque, di Verona. Io preparo degli gnocchi con del riso, gnocchi di riso e timo, e li servo su un fondo di crema di Carletti. Come secondo piatto sarà un lavarello al forno che lo propongo con del bruscandolo spadellato. Tutto nello stesso? Tutto nello stesso piatto. Andiamo a proclamare i vincitori della penultima provincia che è entrata in scontro diretto, diciamo, davanti a queste piastre, a questi banchi, a suon di pentole, mestoli, coltelli e taglieri. E per la provincia di Verona passa a proseguire la scuola di AgriChef Cinzia Beozzi.